È vero, Romano, che l'occhialeria non sta bene? Non sta bene come una volta. I motivi sono ovviamente di quadro internazionale, i dazi americani. Se pensiamo in questa provincia si produceva un quarto di esportazioni per quel mercato lì, sono molto ridotti. E poi c'è questa, diciamo, ascesa della Cina che fino a qualche anno fa non era prevista con questa velocità e anche con queste caratteristiche. Se non è allarme poco ci manca, 10% di occupati in meno in un solo anno, il dato che fotografa il momento difficile attraversato dal distretto dell'occhialeria bellunese. Nel 2025 si sono contati 335 licenziamenti collettivi e circa 1000 contratti a termine o in somministrazione non rinnovati. Il ricercatore Luca Romano ha analizzato i numeri e osservato l'avanzamento della Cina. La Cina oggi non solo primeggia per quantità di occhiali prodotti, ma anche ha fatto passi da gigante nel miglioramento della qualità. Lo studio guarda anche alle prospettive del settore. Gli smart glasses rappresentano una possibile opportunità, ma la produzione dipende ancora in larga misura dalle tecnologie e dai componenti asiatici, rendendo necessarie partnership internazionali. Sul fronte sociale emerge invece un territorio più fragile rispetto al periodo pre-pandemia, tra invecchiamento della popolazione, fuga dei giovani e difficoltà nella conciliazione tra lavoro e famiglia. Le soluzioni riteniamo vadano trovate insieme, dagli investimenti per le unità abitative, da programmi e progetti di politica industriale che guardino al futuro, vedi l'occhiale intelligente, da piani di formazione e riqualificazione professionale e anche strumenti, un patto forte tra i grandi player e le aziende piccole. Dobbiamo in qualche modo agire per tentare di aggredire e credo che la ricerca in qualche modo lo evidenzi, il problema e affrontarlo. Bisogna avere, a nostro giudizio, un'idea di dove questa provincia debba traghettare a breve, medio e lungo termine. Servono risposte a titolo di servizi, partendo dalla sanità, arrivando agli asili nidi, quindi rendere appetibile un settore ma rendere anche un territorio appetibile affinché le persone che confluiscono nel nostro territorio permangano e diano anche quel contributo per consolidare un settore che ad ora sta attraversando una situazione sicuramente non difficile. I sindacati chiedono ora un confronto con istituzioni e imprese per rilanciare la competitività del distretto e salvaguardare occupazione e competenze, considerate il patrimonio più importante dell'occhialeria bellunese.